Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Tragedia sulla Ragusa Catania, 3 braccianti sono morti in un gravissimo incidente all'altezza di Carlentini. Ci sono 7 feriti, di cui 4 sono gravi. Devastante l'impatto tra un camion e il loro furgone. E la strage delle morti bianche continua. 3 operai sono morti nelle ultime 24 ore tra Monreale, Caltanissetta e Augusta. Blitz antidroga fra Giarre, Mascali e Riposto. L'operazione Caronte smantella un'intera famiglia di spacciatori. 10 arresti, 2 sono minorenni. Le indagini scattate dopo una violenta rissa con mazze e bastoni nel 2023. A Palermo 5.000 i consumatori di crack, l'allarme di padre Garau. Per il sacerdote anche il recente grave furto nella chiesa di Borgo Nuovo sarebbe opera di tossicodipendenti. Intanto allo Zen di Palermo continuano gli incendi di auto, nonostante il quartiere sia presidiato dalla polizia. Per lo scandalo dei referti istologici in ritardo di mesi, dopo gli ispettori regionali arrivano gli inviati del Ministero della Salute. Calcio a Palermo, finita l'era di Dionisi. La proprietà inglese è pronta ad annunciare il suo sostituto. Il Catania vince il derby e centra il 6° risultato utile consecutivo. Il Messina resta ultimo, mentre il Trapani perde la 4ª gara di fila e mette a rischio la panchina di Torrente. Bentrovati, in apertura la notizia di un gravissimo incidente stradale sulla Ragusa Catania all'altezza di Carlentini. Nello scontro tra 2 furgoni, morti 3 braccianti, feriti altri 7 braccianti, alcuni in modo grave, sono 4 in gravissime condizioni, stavano ritornando a casa dal lavoro nelle Serre. Francesco Loi. Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54, Salvatore Pellegriti, 56, tutti e 3 di Adrano. Sono le vittime dell'incidente stradale sulla statale 194 vicino a Carlentini. Erano le 14 quando stavano tornando a casa da Francofonte, dove avevano raccolto le arance, ma il loro furgone diretto in autostrada si è scontrato con un camion che viaggiava nel senso opposto. Nel bilancio ci sono anche 7 feriti, 4 gravi, 6 erano sullo stesso furgoncino. Adesso si trovano in diversi ospedali, al Cannizzario e al San Marco di Catania, a Lentini e a Caltagirone. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato questo camion a prendere in pieno i braccianti, forse a causa dello scoppio di una gomma. Ad Adrano intanto fino al giorno dei funerali sarà lutto cittadino. È un giorno di grande dolore, commenta il sindaco Fabio Mancuso. L'amministrazione comunale, aggiunge, supporterà i familiari delle vittime in questo momento difficile. E mentre la statale 194 si conferma la strada della morte, la speranza è che il bilancio riferito ai decessi non cambi. Ed è stata una giornata nera per gli incidenti sul lavoro in Sicilia. Pesante il bilancio, 3 morti in 24 ore. Tonino De Mana. È una strage bianca quella dei morti sul lavoro in Sicilia, che nelle ultime 24 ore conta 3 vittime. Un operaio edile di 55 anni, Antonio Alongi, è morto cadendo dal tetto di una villetta a 2 elevazioni in viale Regione Siciliana a Monreale. I carabinieri hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente, disposta l'autopsia. E non mancano le polemiche. L'ennesima tragedia sul lavoro che distrugge un'altra famiglia interroga tutti a soli 10 giorni di distanza dalla morte del giovane imprenditore schiacciato a Termini Imerese. Lo dice il segretario generale della Filea CGIL Palermo, Piero Ceraulo, commentando la morte di Alongi. Secondo la CGIL non c'erano misure di sicurezza. Ed un lavoratore di una ditta appaltatrice è stato trovato senza vita nel bagno di uno spogliatoio dello stabilimento di Augusta della Sonatrach Raffineria Italia. Lo rende noto la stessa azienda, che ha avvisato le forze dell'ordine, mettendosi a disposizione degli inquirenti affinché si faccia chiarezza sull'accaduto. E all'ospedale di Caltanissetta è morto Salvatore Mezzatesta, l'uomo di 75 anni che ieri era caduto dal tetto a Santa Caterina Villarmosa mentre stava facendo dei lavori in campagna. Nel catanese è smantellata una piazza di spaccio operativa tra Giarre, Riposto e Mascali. 10 gli arrestati. Il sodalizio utilizzava anche metodi violenti per avere il controllo assoluto del territorio. Ancora De Mana.
L'hanno ribattezzata Operazione Caronte, dove ad essere trasportati non erano le anime dei morti, ma ingenti quantitativi di droga. Un'organizzata piazza di spaccio è stata smantellata dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che hanno eseguito 10 ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, 8 maggiorenni e 2 minorenni, accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le indagini dei carabinieri di riposto sono scattate dopo la denuncia di un acquirente che aveva subito un pestaggio anche con l'uso di bastoni per un diverbio legato al luogo dove avrebbe dovuto parcheggiare la bicicletta mentre acquistava la droga. L'inchiesta avrebbe permesso di accertare che Ivan Privitera, sebbene fosse ai domiciliari, avrebbe organizzato un mercato della droga, ricevendo anche di notte degli acquirenti che compravano marijuana, cocaina, crack e hashish. Indicato come il capo del gruppo, Privitera sarebbe stato supportato da diversi familiari. Dalle indagini sarebbe emerso che gli indagati ricorrevano a condotte violente nei confronti di concorrenti che hanno deciso di intraprendere autonomamente l'attività di spaccio. Il volume d'affari dell'associazione, che operava tra Giarre, Riposto e Mascali, è stato stimato in circa 500 euro al giorno per circa 15.000 euro mensili. Secondo l'accusa, anche 2 minorenni avrebbero avuto un ruolo nel supporto al gruppo per le operazioni di approvvigionamento della droga, venendo pagati anche 20 euro a singola consegna. Il GIP di Catania ha disposto il sequestro di 15.571 euro e di un'auto di grossa cilindrata. E a proposito di droga, una delle città più colpite da un dilagante uso di crack è sicuramente Palermo. A commettere il grave furto nella chiesa di Borgo Nuovo potrebbe essere stato proprio un tossicodipendente. A rivelarlo è padre Antonino Garau, che aggiunge: ormai si consuma crack dovunque. Marco Gullà. Sempre più giovani fanno uso di crack. 5.000 dosi sequestrate nei giorni scorsi rappresentano un segnale preoccupante. È l'allarme lanciato da padre Antonio Garau, parroco del quartiere Borgo Nuovo a Palermo. Se fino a qualche anno fa il crack si acquistava solo a Ballarò, ormai lo stupefacente ha valicato ogni confine periferico, arrivando anche in altri quartieri. Questa mattina a Buongiorno Sicilia lo sfogo di padre Garau, che proprio qualche giorno fa ha denunciato il furto di calci e ostie consacrate nella sua parrocchia. E questi ladri saranno sicuramente povera gente, magari saranno i famosi drogati del crack. Qua si parla di migliaia di persone che fanno uso di crack. Si diceva con Zavartelli l'altro giorno in un convegno che sicuramente ci sono almeno 5.000 persone, quelle che si sanno, che fanno uso di crack. Gli spacciatori di crack, per invogliare il cliente a provare la sostanza, regalano la prima dose, un modo per avvicinare il potenziale consumatore ad una rete sempre più pericolosa. Restiamo a Palermo perché è stata ancora una notte di incendi dolosi e raid vandalici. Dallo Zen a Borgo Nuovo, passando per la Calza, non si ferma l'ondata di violenza di strada e di vandalismo. Manlio Viola. È sempre allarme violenza e microcriminalità a Palermo, dal centro alla periferia, dalle sparatorie agli incendi dolosi passando per aggressioni di strada e rapine. Non passa giorno senza che se ne debbano raccontare almeno 2 o 3. In queste ore i carabinieri stringono le manette ai polsi di 2 giovani di 20 e 22 anni. Sarebbero stati i responsabili dell'accoltellamento di un terzo giovane colpito all'addome e a una gamba nello scorso mese di gennaio nel popolare quartiere del Borgo Vecchio. Alla base di tutto una lite per futili motivi, finita con il ricovero della vittima all'ospedale civico in condizioni serie. Ma per una vicenda spiegata numerose altre ne accadono. Oltre al quinto raid vandalico di seguito a Borgo Nuovo, ancora auto in fiamme nella notte allo Zen, dove è in corso una faida per il controllo delle scommesse clandestine e dello spaccio di droga. In questo caso a bruciare è stata una Panda parcheggiata in via Sandro Pertini. È la 7ª auto gravemente danneggiata fra incendi e colpi di fucile. La scorsa settimana ha dato alle fiamme anche un centro scommesse, mentre contro un altro sono stati esplosi colpi di fucile, così come contro un'auto e un garage, mentre sono 2 i feriti a coltellate o a colpi di fucile da caccia, le cui vicende sembrano comunque riconducibili alla medesima faida. Auto bruciate nel fine settimana anche in provincia, a Partinico, e come se non bastasse si avvicina la festa di San Giuseppe e con essa la tradizione delle vampe. Le prime cataste di legno vecchio sono state date alle fiamme in queste ore alla Calza e nei prossimi 2 giorni sarà una escalation di questi incendi. Rischia di andare in prescrizione il processo nato dall'operazione Spaccaossa, che fece luce su una mega truffa alle assicurazioni. In cambio di soldi persone poco abbienti si facevano spezzare le ossa. Desiree Ferlito.
Rischia di andare in prescrizione il processo nato dall'operazione Spaccaossa, che ha dato spunto anche a un film che ha preso il titolo dal nome dell'inchiesta. L'indagine fece luce su una megatruffa alle assicurazioni per centinaia di migliaia di euro, in cui, in cambio di soldi, persone poco abbienti si fingevano vittime di incidenti stradali, accettando di farsi spezzare le ossa, appunto, da 2 bande criminali. Dalla prima inchiesta sulla truffa, che risale al 2018 e coinvolgeva 60 persone, emerse che le 2 bande avevano un vero e proprio tariffario degli infortuni. Chi si prestava a farsi spezzare un braccio guadagnava 300 euro, una gamba rotta ne valeva 500. Dai primi arresti finirono indagate le menti del raggiro, medici complici e titolari di agenzie infortunistiche. Sono trascorsi ben 7 anni, ma il processo in ordinario pende ancora in primo grado e c'è il rischio che le lesioni gravissime subite dalle vittime complici vadano appunto in prescrizione. A Palermo, nel corso dell'ennesima udienza del dibattimento, sono stati ascoltati alcuni testi. Il processo dunque è ancora lontano dalla fine. Dovranno deporre i testimoni della difesa dei 10 imputati e poi sarà la volta delle conclusioni delle parti. Per la sentenza è prevedibile che occorrano ancora mesi. Il rischio prescrizione è più che un'ipotesi. Gli ispettori regionali della sanità ricostruiscono le responsabilità nei ritardi dei referti istologici dell'ASP di Trapani. Il manager Croce accusato, ma adesso arriveranno gli ispettori del Ministero della Salute. Luca Ciliberti. La riservata relazione degli ispettori inviati dalla regione siciliana all'ASP di Trapani, diventata presto di dominio pubblico, rischia di avvelenare ancora di più i pozzi della sanità siciliana. Nella relazione si analizzano il numero dei referti di anatomia patologica in carico all'azienda sanitaria di Trapani tra il 2022 e il 2024. I referti istologici diventati oggetto di accusa di malasanità perché i ritardi accumulati sono 3.300 esami relativi al 2024 e poi ai primi 2 mesi del 2025. Da lì sono emersi il 5% di casi positivi che tradotti sono diventati circa 160 casi di tumore che avrebbero potuto essere intercettati in fasi precedenti. In alcuni casi la malattia è degenerata inevitabilmente. Nella relazione si evince che la principale causa dei ritardi, secondo l'ASP di Trapani, è la carenza di medici anatomopatologi e il numero di carico elevato. Su 2.500 esami annui ne sarebbero stati completati solo 500 e nel migliore dei casi 1.700. Il dossier parla anche di disorganizzazione, attribuendo responsabilità alla gestione attuale e precedente. Insomma, tutti erano a conoscenza dei ritardi e tutti, a modo loro, si sono mossi per il superamento delle criticità. L'ex direttore sanitario Maria Grazia Furneri, che fu la prima a evidenziare i ritardi, carte e email alla mano, fu trasferita e Ferdinando Croce, subentratole, eredita una situazione complicata e si adopera subito per smaltire i referti. I tempi della burocrazia e della politica si allungano inesorabilmente e si arriva alla situazione attuale. La ex manager, da noi contattata telefonicamente, conferma di aver chiesto di accorpare i 2 reparti che effettuavano gli esami per velocizzare l'iter, che allora era di circa 90 giorni di attesa. Croce, dal canto suo, conferma che dal suo insediamento ha segnalato il caso all'assessorato, diretto allora dall'assessore Giovanna Volo, che solo di recente ha lasciato il posto a Daniela Faraoni. I punti, messi nero su bianco adesso nel dossier della salute regionale, saranno oggetto anche di controllo degli ispettori ministeriali inviati dal governo. L'intento è quello di fare luce su una vicenda incresciosa consumatasi sulla salute dei siciliani. Il retrogusto però è quello che dietro questo nuovo scandalo si stia consumando una partita politica giocata su altri tavoli. A Catania a rischio il posto di lavoro dei 200 operatori del call center Mix. Oggi sit-in dei dipendenti che continuano a lavorare senza ricevere lo stipendio da 2 mesi. Giusy Lazzara. Dignità, chiediamo, noi abbiamo dato sempre professionalità, 15 anni abbiamo lavorato, fino ad oggi lavoriamo anche senza stipendi. C'è la possibilità di continuare gli ammortizzatori sociali, ma questa proprietà è sorda e vuole proseguire per questa strada. Abbiamo uno stato d'animo che è a terra proprio e nonostante questo ci impegniamo. Questi dipendenti del call center Mix di Motta Sant'Anastasia nel Catanese. A rischio ci sono 200 operatori che restano col fiato sospeso in attesa di sapere quale sarà il loro futuro. Per 27 di loro invece è già pronta la procedura di licenziamento decisa dalla nuova proprietà subentrata ad agosto sotto la garanzia del Ministero dell'Industria. La situazione è drammatica, lavorano da oltre 15 anni per un committente importante. Oggi siamo qui a protestare davanti alla sede di Enel, che è sempre stato
Stato attento alle garanzie occupazionali date sui territori. Non ci stanno i dipendenti che chiedono interventi urgenti. Abbiamo anche proposto all'imprenditore di aprire, di fare la richiesta di ammortizzatore sociale, ma lui a quanto pare non ne vuole sentire perché vuole solo ed esclusivamente chiudere la partita con i licenziamenti anche coatti. Comincia per gli addetti dei call center un periodo difficile con l'avvio delle trattative tra le parti sociali e l'azienda. A Catania, poco distante Piazza Borgo in via Calatabbiano, stamattina sgomberata una palazzina occupata da circa 15 anni da 20 persone e da 2 nuclei familiari. Tra gli abitanti ci sono anche bambini e ragazzi con disabilità. Le persone sono state accompagnate con un autobus dell'AMT in 2 alloggi comunali, beni confiscati alla mafia. Quella di oggi è una soluzione temporanea. Agrigento, capitale della cultura, ritardi e tagli agli eventi e non è stato ancora approvato il bilancio per sbloccare i fondi. Davide Sardo. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, parte in salita. 2 importanti eventi previsti nel programma sono stati rinviati per mancanza di fondi. L'incontro con i filosofi Massimo Cacciari, Vito Mancuso e Marcello Veneziani, inizialmente previsto per il 9 aprile, e l'Efebo d'Oro, il premio cinematografico che sarebbe dovuto ottenere dal 27 al 29 marzo. Al momento non ci sono nuove date per il recupero. La Fondazione Agrigento 2025 non è riuscita a garantire risorse per coprire i costi di viaggio e ospitalità degli ospiti, mentre il Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema ha motivato la cancellazione dell'Efebo con la persistente incertezza sul sostegno economico. Nonostante le difficoltà, la Presidente della Fondazione, Maria Teresa Cucinotta, assicura che a breve sarà approvato un bilancio che consentirà di sbloccare i fondi necessari e recuperare gli eventi. Ho preso consapevolezza di tutta la situazione, la manifestazione e quindi mi sto impegnando un po' anche per recuperare sicuramente il tempo perduto. Il lavoro è tanto, e lavoro moltissimo, devo dire, tutti i giorni con un impegno veramente dedicato totalmente. Però è una manifestazione, come ho detto più volte, che non possiamo, un'occasione che non possiamo perdere. Tuttavia l'assenza di un bilancio ha già causato rallentamenti anche nell'organizzazione, con la sospensione di alcuni bandi per l'assunzione di figure professionali. Sul sito ufficiale della manifestazione l'ultimo comunicato stampa risale al 18 gennaio. Resta da capire se e quando la macchina organizzativa riuscirà a ripartire davvero. Rimaniamo ad Agrigento, andiamo alla Scala dei Turchi dove torna l'anarchia. I turisti prendono d'assalto uno dei siti più straordinari della Sicilia e Mare Amico chiede interventi urgenti al prefetto di Agrigento, Desiree Ferlito. La Scala dei Turchi a Realmonte nuovamente presa d'assalto dai turisti in modo completamente abusivo, con gravi rischi per la sicurezza e per la tutela del patrimonio naturalistico. Il principale problema riguarda la totale assenza di sorveglianza e il mancato rispetto delle regole di contingentamento per i visitatori. Una cartolina nella zona ovest della Scala dei Turchi dichiarata inagibile perché a rischio crollo, invasa da ignari turisti senza che nessuno intervenisse per fermarli. È l'ennesima denuncia dell'Associazione Mare Amico che identifica nel recente scioglimento del Consiglio Comunale di Realmonte e la sfiducia alla sindaca Sabrina Lattuca la causa degli effetti devastanti per uno dei luoghi più iconici della Sicilia, rimasto privo di attività di controllo e vigilanza. A fronte di questa situazione allarmante, Mare Amico ha inviato una lettera al prefetto di Agrigento e all'assessore regionale al territorio e ambiente, chiedendo un intervento urgente per ripristinare la gestione responsabile del sito. L'obiettivo è riprendere il percorso di tutela e valorizzazione per garantire la sicurezza dei visitatori e la conservazione di uno dei luoghi più straordinari della Sicilia. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Torniamo in studio con lo sport. A Palermo finita l'era di Dionisi, la proprietà inglese è pronta ad annunciare il suo sostituto, Marco Gullà.
Alessio Dionisi, a meno di clamorosi colpi di scena o ripensamenti, sarà esonerato. Dopo la sconfitta eterna rimediata con la Cremonese, il club rosanero, approfittando della sosta di campionato, ha deciso quindi di esonerare Dionisi. La piazza chiedeva un cambio da tempo, ma il City Group ha sempre confermato l'allenatore, non supportato però dai numeri. Il Palermo è non fuori dalla zona playoff, gli obiettivi prefissati erano ben altri. Dopo un'attenta riflessione si sta procedendo con l'esonero. Al posto di Dionisi potrebbe arrivare Gianni De Biasi, allenatore esperto con un passato a Palermo ma da calciatore. Ma De Biasi è una delle ipotesi, non solo lui. Tra i papabili per prendere il posto di Dionisi ci sono anche Andreazzoli, Gilardino, Liverani, Ballardini, Vivarini e Aquilani, allenatori esperti che vogliono tornare ad allenare e accetterebbero volentieri di rimettersi in gioco anche a campionato in corso. Il Palermo ufficializzerà la decisione solamente dopo aver trovato il nuovo allenatore, che potrebbe essere in città per la ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì. Il Catania vince il derby con il Messina e scala la classifica, decisivo il gol di Lunetta, e le belle notizie non riguardano solo i 3 punti raccolti in una partita difficile. Marco Carli. Partire dai numeri non racconta tutto ma aiuta. 2 vittorie di fila, 6 risultati utili consecutivi, miglior striscia finora raccolta in campionato, 3 successi nelle ultime 4 trasferte. 6° posto in classifica, 4 punti dal Crotone, 4º, prossimo avversario al Massimino. Il momento migliore del 2025 del Catania e forse della stagione corrisponde con un successo sofferto, difficile, spigoloso, ma importante. Decide Lunetta su bella azione d'angolo. Il numero 23 è l'emblema dei giocatori che si sono già riaffacciati o lo stanno facendo nel gruppo di Toscano. E questa è l'altra notizia. In fin dei conti anche qui si tratta di numeri, più scelte e anche qualche sorriso. In panchina giocatori che a prescindere se iniziano dall'inizio entrano a partita in corso, hanno qualità per tenere alto il livello del match, il livello di intensità, il livello di qualità. Il nostro obiettivo è questo, di portare tutti allo stesso livello, avere tutto l'organico e giocarci le nostre carte. Il Messina ha creato qualche grattacapo nel primo tempo, ha colpito una traversa nella ripresa con Tordini, ha costretto Dini, ancora decisivo, a parare su Costantino. Il Catania non è stato cinico, non è riuscito a chiuderla, ma intanto dalla panchina si alzavano fra gli altri Dal Monte e Di Tacchio. Tutti ingredienti di fiducia, come l'ennesima prestazione positiva di Quaini, che si conferma prezioso jolly e guarda così al futuro. Sicuramente le ultime 2 sono state 2 vittorie importanti, poi abbiamo recuperato giocatori, quindi nelle rotazioni è una cosa importante perché riesce a cambiare le partite e siamo contenti e dobbiamo continuare su questa scia. La crisi di Trapani e Messina, i Granata hanno perso la 4ª gara consecutiva, i giallorossi, se il campionato finisse adesso, sarebbero retrocessi senza poter disputare nemmeno i play-out. Francesco Triolo. 2 siciliane in crisi, ma 2 crisi profondamente diverse, quelle di Messina e Trapani, perché se da un lato c'è quella sportiva che accomuna entrambe in questa fase del campionato, il Messina deve far fronte anche a quella societaria che mette a serio rischio persino la sopravvivenza stessa del club. La proprietà di AAD Invest è sparita, dissolta, gli unici spifferi arrivano dal comune di Messina col sindaco che tenta di trovare una via d'uscita, prima con Antonini, adesso col gruppo americano che si è fatto avanti, già con 2 call dirette. Ma il tempo stringe ed aumenta il rischio di nuove penalizzazioni che possono gravare su una già critica situazione di classifica. Se dovesse terminare oggi il campionato, i giallorossi sarebbero retrocessi senza nemmeno passare dall'ancora dei play-out, visto che il vantaggio della Casertana è salito a 9 punti. Servirebbe un miracolo per una squadra alle prese con difficoltà quotidiane. Rappresentiamo una città bellissima che trasuda calcio, che ha una passione incredibile, infatti per questo speriamo che le istituzioni ci aiutino a rimettere questa situazione a posto a livello societario, perché noi sul campo purtroppo ci mancano 13 punti e sono tanti che ci hanno tolto, ma combatteremo e daremo l'anima fino all'ultimo secondo delle possibilità che abbiamo. La quotidianità è pagare gli affitti e quello che ti manca e i punti tolti, e quindi la quotidianità dei ragazzi è caratterizzata da queste cose qui.
Se il Messina non vince da 7 giornate non sta meglio il Trapani, che ha perso le ultime 4 partite, l'ultima in casa col Giuliano. L'esclusione di Turris e Taranto ha acuito la situazione in classifica, con i Granata sempre più distanti dalla zona play-off. Nelle ultime 6 partite la squadra di Torrente ha realizzato appena 2 reti, una nel vittorioso derby di Messina, una ininfluente proprio ieri contro il Giuliano. Troppo poco per le ambizioni di inizio campionato del presidente Antonini. Bene, il TG finisce qui, questo era l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.